Veramente siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto per i ragazzi, per le ragazze, e noi lavoriamo per loro e quindi questo riteniamo che sia la cosa veramente fondamentale per un istituto centenario come quello nostro. Il tema di oggi, fortemente voluto anche dai ragazzi, è stato richiesto anche in assemblea d'istituto nel mese di dicembre, è proprio sulla la violenza di genere, ma in modo particolare la violenza psicologica. Noi abbiamo il compito di poter individuare, di poter capire. Io come referente per la violenza di genere porto avanti, diciamo, questo lavoro al De Felice ormai da qualche anno e se oggi ci chiedono di continuare a fare questo lavoro noi siamo veramente fieri. Fieri e rendiamo grazie anche alla nostra dirigente, la professoressa Anna De Francesco, che ci permette, devo dire, tutto questo, perché senza di lei non si può lavorare, cioè una scuola lavora in team e deve essere veramente tutta quanto unita. Il presidente dei Lions mi ha fatto anche un complimento come scuola, come ragazzi, dice non ho mai visto dei ragazzi così attenti, dice eppure noi giriamo tante scuole, noi riusciamo veramente a dare ancora un pizzico di competenze in più per questo lavoro straordinario che è quello della scuola e di essere e fare il docente.